Esterne, scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili. Chiedi al tuo installatore o visita il sito www.tecnopoint.com. Eccoci nuovamente nello studio, non sono più in trasferta questa settimana. Ben trovato al pubblico di Televenezia e a tutti i telespettatori che ci stanno guardando in questa nuova puntata di Stanno facendo un 48. Voi sapete, siamo partiti parlando delle cose che non vanno bene a noi cittadini, le stiamo segnalando anche attraverso le vostre comunicazioni, ma in questo periodo ci stiamo dedicando a una trasmissione, a una serie di trasmissioni che vogliono parlare del futuro di Venezia. Venezia la dobbiamo intendere in realtà come una città che è un microcosmo e un macrocosmo. Voglio dire con questo una città che è un po' un emblema di tutta l'Italia, intanto perché ne è un simbolo importantissimo, ma anche perché molte delle cose che accadono qui possono poi essere duplicate, replicate sul territorio nazionale come osservazione del microcosmo di cui parlavamo. E macrocosmo perché Venezia storicamente non è più una città solo italiana, ma è una città del mondo. Tutti vorrebbero venire a Venezia, tutti vorrebbero visitarla e molte persone, grazie a Dio, gli danno anche una mano, più dall'esterno che dall'interno del nostro paese, perché questa meravigliosa città possa essere in qualche modo tutelata. Oggi vogliamo parlare di un tema molto caro a Venezia, vogliamo parlare esattamente di quelli che sono i lavori artigiani, quelli che sono storicamente legati alla città, alla Serenissima Repubblica, alla sua grandezza, ovvero la capacità di trasformare che ha sempre caratterizzato gli italiani in generale, ma soprattutto i veneziani. Per fortuna sono rimaste ancora molte di queste esperienze, ne parleremo oggi. Per fortuna è una tradizione che continua nel tempo, purtroppo però in alcuni casi quella che potevano essere la continuazione di queste tradizioni sono state abbandonate o non sono state sufficientemente sostenute, sia a livello locale che a livello nazionale, per lo sviluppo futuro di queste, come posso dire, attività strategiche, non tanto e solo per l'economia, ma anche per la nostra cultura. Ne parleremo oggi con Saverio Pastor, che è con noi, presidente di Elfelze. Buongiorno Saverio, ben arrivato. Buongiorno, Elfelze comunque, Elfelze, pardon. Felze con l'accento sulla prima vocale. Sulla prima E, ho sbagliato l'accento, effettivamente è vero. Perfetto, la ringrazio. Poi c'è con noi anche Michelangelo La Monica, dirigente scolastico dell'Istituto Cini, vero Michelangelo, mi diceva prima, poco prima della trasmissione? Buongiorno, l'istituto è il Benjamin Corner, che è un polo tecnologico, quindi ci sono tanti istituti, in particolare quello che è relativo all'artigianato è in ex Giorgio Cini, che attualmente si occupa di tutta quella parte di competenze legate alla cantieristica navale e quindi, come potete immaginare, è specificamente legato alle tradizioni di Venezia, del Veneto e all'artigianato locale. Guardi, lei è una persona estremamente fortunata, dottor La Monica, perché deve sapere che per una questione anagrafica, avendo ormai io 60 anni, ha avuto la fortuna di non avermi come studente. Io sono stato studente del Giorgio Cini, anche se quando era ancora all'Isola di San Giorgio, anche se in altro ramo, cioè radiotelegrafista di bordo, e credo che i professori di allora ancora mi ricordino per le mie scorribande extrascolastiche. Comunque, battute a parte, conosco bene il Giorgio Cini, che adesso è diventata quindi una branchia del vostro istituto omnicomprensivo, da quello che ho capito. Esattamente. Diciamo che c'è stata una riforma nel 2011 nella quale ha accorpato gli istituti e quindi noi siamo Istituto Nautico, ex Venier, siamo il Benjamin Corner che una volta era soltanto biotecnologia e sociosanitario, ci sta la parte di ex Fermi che sarebbe informatica e meccatronica e poi ci sta il Giorgio Cini che porta le sue tradizioni su quello che sono le attività marinaresche. Perfetto. Poi abbiamo con noi Marco Vidal, The Merchant of Venice, che è l'ideatore, titolare amministratore di questa società, poi ci racconterà nel dettaglio esattamente di che cosa si tratta. Benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno. Buongiorno. E poi spero sia collegata, perché avevamo qualche problema di collegamento, Luisa Conventi, impiressa dell'azienda Gioia ed è rappresentante del Comitato per la salvaguardia dell'arte delle perle e del vetro veneziano. Spero, Luisa, che lei sia collegata o ci possa sentire e se no la recuperiamo più avanti. No, vedo, mi dicono dalla regia che non è con noi, quindi a questo punto entriamo immediatamente nel tema della giornata e siccome il dottor Pastor ci dovrà lasciare
più tardi per altri impegni precedentemente assunti e comunque grazie di essere qui con noi. Parto proprio da lei. Ci racconti la sua esperienza di ieri, di oggi e soprattutto il tema della trasmissione è quella di domani. Allora, io ho cominciato nel 75 a lavorare, sono entrato nella bottega, nell'ultima bottega di un grande maestro, Giuseppe Carli, Beppi Carli, che quando sono entrato lì ho fatto un salto indietro di qualche centinaio di anni perché era proprio un antro medievale dove si facevano cose cose antiche, in modi antichi, usando un linguaggio antico e per persone che sembravano venute da un glorioso passato comunque. C'erano gondolieri, regattanti, pescatori, gente che faceva ancora i trasporti in barca a remi. Ecco, e quindi ho cominciato nel 75 là e ho visto cambiare la città chiaramente. Ho imparato da quel maestro i principi del fare artigiano, avendo come primario il ruolo della manualità e della personalizzazione, cioè gli articoli degli artigiani, come li intendiamo noi, sono articoli fatti su misura per la persona e personalizzati non solo per l'obiettivo finale, ma anche perché ogni artigiano ci mette la sua impronta, la sua mano, la sua personalità. Ecco, io non so se devo già arrivare a qualche proposta per il futuro. Il presente lo vedo piuttosto triste, nel senso che non mi pare che Venezia, che era la capitale della manifattura, sia oggi considerata ancora tale, o ci sia un'attenzione. No, Sì. va bene, l'oggi va benissimo, però io poi su questo rifaccio un passaggio con lei, volevo arrivare perché che ci siano dei problemi sull'oggi, purtroppo, credo che ce ne rendiamo conto tutti, però mi piacerebbe capire poi, ma ritorno da lei fra breve, l'analisi del perché ci sono questi problemi, perché come sempre noi sbagliamo quando analizziamo una situazione e pensiamo che la cosa sia successa oggi, ma la cosa che succede oggi ha una matrice un po' più in là nel tempo, o meglio arretrata nel tempo, quindi bisognerebbe capire a monte, ma ci ritorniamo con lei, dove nasce il problema. Invece, dottor Lamonica, per quanto concerne la cantieristica, che era frutto dell'artigianato veneziano, abbiamo appena visto che si è svolta all'Arsenale di Venezia il Salone Nautico, un fatto molto importante per la città, una ripartenza in qualche modo, ma e oggi sulla cantieristica navale qual è l'attualità e qual è il futuro? Perché grazie a Dio noi in Italia con Fincantieri abbiamo comunque un'azienda molto attiva in questo settore a livello internazionale, mentre Venezia che ruolo può secondo lei ancora avere? Solo sfornare tecnici o professionisti del settore o può anche pensare di essere in qualche modo protagonista? A parte questo. Allora, sì, grazie. Allora, noi abbiamo fatto parte del Salone Nautico perché uno dei cantieri afferenti al mio istituto si trova all'interno del Salone Nautico. È una rete fatta da Città Metropolitana, dal Comune di Venezia, che è il proprietario dell'immobile. Città Metropolitana è quella che ci ha dato una mano anche ad allestirlo sia come impianto come attrezzature. Il Comune di Venezia è il proprietario, ripeto, dell'immobile. Un ufficio scolastico regionale punta molto su questo tipo di attività, dandoci spazio e supporto come personale. E quindi noi abbiamo questo cantiere all'interno dell'Arsenale, il quale tutto l'anno, a partire da quest'anno, nonostante il Covid, sta provando a riproporre una serie di attività che sono vecchie quanto Venezia, cioè sono quelle legate alla realizzazione di imbarcazioni in legno. Stiamo utilizzando dei maestri d'ascia come competenze esterne proprio per affiancare ai nostri docenti persone del ramo e con Capitaneria di Porto le ore fatte con i maestri d'ascia vengono riconosciute per avere poi ottenere il titolo di maestri d'ascia. Tutto questo per dirvi che c'è una rete intorno a questo tipo di attività e a questo lavoro da parte di direi tutti gli attori sul territorio, compreso gli attori e associazioni che ci supportano e ci aiutano.
Dove possiamo arrivare? Da dove partiamo? Noi partiamo da una Serenissima, da una Repubblica di Venezia, diciamo, una delle 4 repubbliche marinare che aveva un numero enorme di imbarcazioni e ci ricordiamo le prestava a vari personaggi nel tempo, negli anni, nei secoli, per utilizzarle proprio come flotta. E aveva una flotta molto forte. È chiaro che in settore adesso si è spostato più sul settore turistico, per fortuna o purtroppo, nel senso che chiaramente non può una città in qualche modo pensare ad avere un solo settore, ma deve guardarsi intorno. Noi stiamo puntando ad avviare una serie di diciamo di associazioni, di alleanze vari attori, sicuramente con Fincantieri, ma anche con varie diciamo, entità sul territorio nazionale ed internazionale, proprio per rendere di nuovo viva questa tradizione e anche per rendere questo tipo di attività e diciamo, di lavoro appetibile per i nuovi giovani, diciamo, per i giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro. Questo non è semplice, le competenze sono tante. Non c'è solo la vecchia tecnica di realizzazione delle imbarcazioni, ma anche la nuova, ma in qualche modo è chiaro che se non impari quello che sapevi fare è difficile che poi sai fare le cose diciamo, in maniera innovativa, sicuramente. Questo è un aspetto interessante, quello di fare rete, perché se noi abbiamo avuto storicamente un difetto in questo Paese è proprio l'estremo individualismo che ha caratterizzato a partire dalla politica, poi scendendo di conseguenza l'incapacità di fare squadra, che viceversa è molto presente nella cultura anglosassone, e comunque anche con lei, dottor La Monica, ci ritorneremo. Mi fa piacere che vedo Luisa Conventi con noi collegata, quindi vuol dire che abbiamo risolto il problema della connessione, tra poco sarò da lei. Però Marco Vidal, abbiamo visto in una precedente trasmissione Pier Alvise Zorzi che presentava un interessante libro sul fatto che il marchio del Leone di San Marco fosse il primo esempio storico di marchio proprio come strategia di mercato che veniva già utilizzato nel 1700. Una tesi molto interessante, però credo che con lei possiamo già entrare direttamente nell'aspetto futuristico, perché il marketing credo che sia strategico per il rilancio di attività strategiche, uso nuovamente questo termine, di Venezia. Credo che anche la sua parte creativa delle attività che svolge vadano in questa direzione. Sì, è assolutamente fondamentale. Poi io opero ovviamente attraverso un'azienda che poi è un'azienda storica. Io sono la 4ª generazione della famiglia Vidal, quindi noi abbiamo una realtà industriale alle spalle. Da questa realtà industriale poi è nato il progetto The Merchant of Venice, che è una sorta di spin-off derivata quindi da questa esperienza, proprio per invece andare a sviluppare un progetto culturale di prodotto, che è partito dalla istituzione del primo museo del profumo in Italia, attraverso una collaborazione con la Fondazione Musei Civici, e poi lo sviluppo di una linea che ha nelle sue caratteristiche questa tradizione straordinaria di Venezia nella storia della profumeria, e lo va a sviluppare sicuramente in un modo molto innovativo in termini di comunicazione e marketing, ma anche utilizzando collaborazioni con quello che è il nostro territorio, dove io stesso ovviamente vivo ancora, mia famiglia opera e vive nella città storica di Venezia, e collaboriamo con diverse realtà artigiane. Questi sono un valore per noi anche per poter poi portare avanti un messaggio molto apprezzato in tutto il mondo, un messaggio di qualità, un messaggio di originalità e una storia che è affascinante, riconosciuta come un grande valore in tutti i più bei department store nel mondo, dove noi oggi riusciamo a proporre un prodotto che è però veramente veneziano, e nel territorio poi porta indietro un valore fatto di posti di lavoro, un lavoro di fatto anche da attività che noi facciamo per sostenere il nostro territorio. Sì, anche perché Marco, tra l'altro, diciamoci le cose come stanno, noi siamo amati e apprezzati. Io sono una persona che per lavoro gira il mondo, l'ha sempre girato, e non ho trovato nessun angolo della terra dove l'italianità, Venezia in particolare, ma l'italianità in generale, non sia apprezzata. Anzi, quando poi iniziano a tirare fuori pizza e mandolino, quelle famose cose, normalmente è più gelosia per quello che abbiamo noi e che non hanno loro, che una vera, come dire, presa in giro. Però, a parte le battute, abbiamo anche sentito molto spesso polemiche
che in città magari i vetri non erano più quelli di Murano, si importavano dalla Cina, cioè ci sono state delle problematiche che potrebbero in qualche modo inficiare la nostra immagine. Dobbiamo stare attenti, credo, no? Sulla qualità, credo che sia il nostro punto forte. È fondamentale perché nel nostro paese manca completamente una cultura dell'impresa e una cultura che sappia riconoscere quello che è il valore e soprattutto le ricadute delle attività. A Venezia noi dopo tanti anni non abbiamo ancora compreso la differenza tra utilizzare una città che ospita per il suo valore artistico 30 milioni di visitatori all'anno per favorire un'economia nel territorio rispetto a quello che è oggi. Noi favoriamo, lasciamo una città aperta completamente dopo il decreto Bersani sulla liberalizzazione delle licenze a qualsiasi attività che si spacciano come italiane o addirittura o peggio veneziane, ma in realtà sono prodotti extracomunitari che hanno una ricaduta non solo non positiva per il territorio, ma addirittura nociva e abbattono la nostra immagine. Questo è il problema più grave. Noi oggi ospitiamo, la Venezia ha un valore enorme, attiriamo milioni di persone, ma queste persone non siamo in grado di tutelare e far produrre le nostre persone, le nostre attività storiche, tutelando anche quelle che sono le tradizioni e l'unicità di alcune produzioni. Guardi Marco, la ringrazio di questa precisazione fatta da lei perché io lo dico sempre, come conduttore di questa trasmissione sono semplicemente un cittadino che cerca di raccogliere le posizioni dei cittadini anche attraverso le parole di voi ospiti e la ringrazio perché, poi vengo a Luisa Conventi, perché quello che mi è successo, mi ha stupito particolarmente, è che in Messico, dove io ho vissuto lungamente, c'è una grande e fiorente industria del vetro che paradossalmente abbiamo esportato noi, ma nel senso che non abbiamo esportato l'industria, abbiamo esportato il know-how e adesso i messicani fanno le cose, non dico bene come noi, ma insomma fanno delle belle cose col vetro perché noi siamo andati in Messico e abbiamo insegnato a farlo. Chiaro, non sono made in Venice, però lì ci sono anche degli errori storici, rispetto, è bello condividere, ma varrebbe forse la pena quando si condivide qualcosa che noi mantenessimo il patrocinio di questa condivisione. Lo dico a lei, Luisa Conventi, perché lei è parte del comitato o promotrice del Comitato per la salvaguardia dell'arte delle pelle di vetro di Venezia, lei stessa è un'impresa e non so se si ritrova in quello che le ho detto, ovvero che molto spesso noi esportiamo tutto e poi non riusciamo a tutelare, come diceva Marco, quello che è nostro da centinaia di anni. Sì, è vero. Io non sono nemmeno d'accordo però sul fatto che non si possa insegnare ad altri paesi il lavoro, eccetera. L'importante è che poi ognuno resti con la propria identità, nel senso che quello che si riconosce è proprio quello che sta dietro, cioè tutta la cultura millenaria si rispecchia poi negli oggetti che si producono. In realtà il vetro è vero che è una tradizione veneziana, ma è una tradizione anche boema, è una tradizione anche in altri paesi. Il fatto è che ognuno poi ha le sue specificità ed è importante che si riconoscano, ecco, gli oggetti e le cose anche proprio per la loro fattura, per il loro gusto nell'abbinamento dei colori, delle forme. È questo un po' che la globalizzazione invece ha portato a imitare, no, le cose, invece non bisogna imitarle, ogni paese deve produrre con alle spalle la propria cultura, la propria tradizione, ecco. Comunque, sicuramente per noi come comitato la cosa importante infatti è stata non tanto cioè, il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio, ma immateriale, proprio perché non è di per sé l'oggetto che deve essere tutelato, ma deve essere tutelata tutta la cultura che sta alle spalle e che viene tramandata. Infatti per noi è stato fondamentale questo riconoscimento e anche l'impegno che adesso io mi sono presa, era già un progetto che era nel cassetto, però sicuramente ha dato una bella accelerata questo riconoscimento sul fatto che io adesso voglio proprio creare nel mio posto di lavoro soprattutto un laboratorio di trasmissione del mio mestiere e anche una parte museale dove si parte proprio dall'inizio di come si fabbricavano le perle, la storia, la tradizione, la storia delle impirariste, infilatrici di perle, che tanta storia hanno fatto a Venezia perché è stata una realtà importantissima per Venezia. Se si pensa sono più di 5.000 le donne che lavoravano nei primi del Novecento
su questo lavoro, davano quindi sussistenza alle famiglie, aiutavano in famiglia pur magari facendo anche il lavoro in casa, quindi ancora meglio, assistevano la famiglia e riuscivano ad aiutare economicamente, no? E quindi tutta questa realtà, queste donne che lavoravano adesso deve essere raccontato, ma deve essere anche portato avanti, quindi deve continuare, insomma, questo mestiere, no? Assolutamente. Il tema, credo, Luisa, mi perdoni, credo che il tema sia in realtà quello di rendere attrattivo, come dicevamo prima anche con il dottor La Monica, una professione per il futuro, perché molto spesso purtroppo accade che, lo diciamo sempre scherzando, tutti i ragazzini vogliono fare i calciatori e tutte le ragazzine vogliono fare le veline. Però al di là delle battute, molto spesso alcune professioni non vengono prese in considerazione perché non sono sufficientemente attrattive. Quindi credo che il lavoro più grosso, me lo confermi, è proprio quello di convincere i giovani non solo la parte storica, perché magari non necessariamente sono motivati da questo, ma dalla bellezza della aristocrazia che può avere un lavoro come questo, che ha una nobiltà di storia alle spalle. Io in effetti ho tentato proprio questo percorso facendo, diciamo, delle feste. Ho fatto le feste dell'Impirarese dove appunto si racconta la tradizione del lavoro, ma dopo c'è anche lo sviluppo del lavoro ai giorni nostri, quindi ho voluto un po' dare il senso che questo lavoro può diventare veramente un'arte. Ho fatto delle sfilate con oggetti bizzarri, non sono collane tradizionali, sono cose molto fantasiose, addirittura diventano oggetti, neanche possono essere indossati, ma anche no. Ma proprio per dare un po' questa idea che non è un artigianato semplice, può diventare veramente una forma d'arte, che quindi può attirare anche, non so, i ragazzi dell'accademia. Infatti a me piacerebbe proprio creare anche una sinergia con queste scuole e con questi ragazzi perché capiscano tutta la storia che c'è dietro, ma anche come un lavoro così possa diventare veramente qualcosa che fa esprimere la propria proprio senso vena artistica, esprimere, comunicare, trasmettere, certo. Lo comprendo perfettamente. Io sono assolutamente d'accordo con lei, perché ho avuto la fortuna anni fa di collaborare con Ermanno Serraiotto quando era assessore alla cultura della Regione del Veneto, e mi stupì moltissimo quando scoprì che nel bilancio della Regione del Veneto i soldi che non venivano spesi erano prevalentemente quelli dell'orientamento scolastico. Cioè noi avevamo risorse ma non venivano investite per spiegare ai giovani che non c'è solo l'avvocato, il medico o il dentista, con tutto rispetto per quelle professioni, ma ce ne sono molte altre. Chiaro che se non gliele dici, non gliele esprimi, non gliele poni davanti agli occhi, evidentemente non lo sapranno mai. Tra l'altro, a proposito di questo, volevo aiutare, perché poi le professioni artigianali di Venezia storicamente sono tantissime, e allora Alberto Tosofei, che fa delle bellissime cose, ha un sito su Facebook che si chiama Venezia in un minuto e che vi invito a visitare. Noi abbiamo, proprio per rimanere nel vetro, un contributo filmato sui Fenester, che sono questi professionisti che fanno con i vetri le finestre multicolori e via discorrendo. Vediamo, anche per parlare di artigianato vedendolo, questo contributo filmato del quale ringrazio appunto Alberto Tosofei, e potrebbero essere queste collane, queste piccole collane molto interessanti, magari una strada per spiegare ai nostri giovani quale potrebbe essere il loro futuro. Giocare con luce e trasparenza. Il Fenestrer. Tra i vari mestieri antichi che hanno lasciato traccia nella toponomastica cittadina a Venezia vi è quello del fenestrer. Si tratta dei fabbricatori di finestre che altrove in Europa venivano lavorate esclusivamente dai falegnami, ma che la Serenissima aveva invece affidato a una categoria a sé stante. I fenestreri costruivano le finestre utilizzando dei piccoli cerchi in vetro, i rui, oppure utilizzando delle lastrine romboidali che venivano legate assieme con del piombo. Questo prima dell'avvento delle lastre, ma i fenestreri a Venezia esistono ancora. Marco Franzato è uno di loro.
Allora, io ho cominciato questo lavoro andando a scuola, c'era l'Istituto d'Arte, una scuola professionale che insegnava a lavorare e lì c'era la sezione del vetro e nella sezione del vetro c'erano le vetrate. Avevo un'insegnante donna di tradizione di scuola milanese che insegnava però questa tradizione veneziana. Lei aveva anche uno studio qui a Venezia, poi quando io finivo scuola lei andava via da Venezia e quindi ho preso la palla al balzo e sono subentrato al suo laboratorio e ho cominciato lì ormai quasi 30 anni fa. Rinnovare una tradizione di trasparenze e geometrie come quella dei fenestreri significa lavorare con il vetro, ma anche con la luce, e toccare con mano la storia, quella vera. Ho avuto la fortuna qui a Venezia di lavorare su posti stupendi e con una grande storia, perché il lavoro principalmente qui a Venezia riguarda il restauro. Infatti questo è un restauro, sto cambiando la piombatura, una vetrata. E quindi quei restauri qua a Venezia sono riuscito a lavorare al Palazzo Ducale, alla chiesa di Redentore, quindi ho messo le mani dove ha messo le mani gente come Tiepolo, è soddisfazione, e quindi si vede anche come si lavorava 200, 300, 100 anni fa. Bene, abbiamo visto una sintesi in realtà del filmato perché volevo dare un sapore ai telespettatori di questa arte, come diceva giustamente prima Luisa, perché di questo stiamo parlando. Tra l'altro il riferimento che ha appena fatto l'intervistato era molto bello. Dice: io metto le mani dove ha messo le mani Tiepolo e altri personaggi di questo tipo. Dottor Pastor, vengo da lei nuovamente. Noi non facciamo mai polemiche in realtà in questa trasmissione, però sì, talvolta segnaliamo, sottolineiamo le cose che non ci sembrano appropriate o a posto. E allora stavamo dicendo prima, c'è qualche problema, anche se il dottor Lamonica dice che creando rete si può andare nel futuro, quindi creare delle prospettive interessanti perché tutti convergano per mantenere queste arti vive, però c'è un problema che molto spesso questo non è stato fatto. Le responsabilità secondo lei sono a livello comunale, regionale, nazionale, oppure è proprio un problema di cultura nostra, di mentalità, per cui talvolta non sappiamo valorizzare quello che di valore abbiamo? Sì, questo ultimo dato esiste, c'è un elemento macroscopico di quella che si può chiamare l'economia capitalista che spinge verso altre forme di produzione, no? Noi che facciamo le cose a mano rischiamo di essere visti come nostalgici, antiquati e passatisti, no? Mentre produrre più velocemente rischia di essere il refrain vincente. Il problema qual è? Il problema, per esempio, a Venezia, poi nello specifico, è che da 40 anni a questa parte si sono lasciati solo gli artigiani, ma soprattutto si sono lasciati solo i cittadini, nel senso che la città è stata l'elemento costituente della città, cioè i cittadini, sono stati dimenticati, anzi sono stati spinti a lasciare la città, a lasciare liberi gli appartamenti e le abitazioni per altri usi, prima gli studenti, ma soprattutto poi i turisti, e dall'affermazione dell'Airbnb c'è stato lo sfaccello più completo. Allora ci ritroviamo con 50.000 turisti a fronte 50.000 residenti a fronte di 30 milioni di turisti, che vuol dire punte di 80-120 mila turisti al giorno. Questo fa sì che le dinamiche della vita in città e quindi anche della produzione siano stravolte. Allora io quando mi dicono ma il problema degli apprendisti, il problema degli apprendisti è da un lato sì la scuola e la formazione, ma soprattutto dare una garanzia.
e agli attuali artigiani che un lavoro ci sarà. Ecco, allora se non si ritorna a ripopolare la città, non ci saranno altre prospettive, per cui per esempio andare in barca non sarà una cosa interessante e appetibile, e quindi produrre barche, produrre remi, produrre forcole, ma anche poi le finestre alla fine troveranno, non ci sarà più quell'interesse, insomma, quel traccio che dovrebbe esserci. Ho compreso il pensiero, che condivido ovviamente pienamente. La devo interrompere, le chiedo scusa perché siamo in fascia pubblicitaria. Rimanga con noi perché, come dicevo prima al pubblico, tra poco lei dovrà lasciarci, quindi ritornerò subito da lei. Un attimo in linea per i miei ospiti e per voi a casa, un attimo di pubblicità, ci vediamo tra poco. Rispetta la facciata della tua abitazione. Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisci al circuito Venetex.